Nuovo tampone per gli abitanti di Vo, il paese veneto in quarantena da 10 giorni. I dati serviranno per una ricerca di portata internazionale. L'inviato Gabriele Lobello. Rifà il tampone? Sicuramente sì, senso civico ed è importante per la ricerca, lo facciamo. Siamo in ballo, balliamo. Per aiutare la popolazione tutta, se serve lo facciamo. Per la ricerca serve, quindi lo facciamo. Volentieri anche. Domani si replica a partire dalle 9 tamponi per tutti gli abitanti di Vo e delle sue frazioni per uno studio scientifico dell'Università di Padova, un caso unico di un doppio screening di massa di un'intera comunità rimasta in isolamento. Notizia comunicata ai cittadini direttamente dal sindaco Giuliano Martini. È attualmente l'unico comune dove si può fare questa ricerca che avrà valore nazionale e internazionale e servirà per aiutare tutti i medici a capire il meccanismo del virus. Studio che dovrebbe svelare tempi di vita, di evoluzione e di morte del coronavirus. Ricerca finanziata con 150.000 euro dalla Regione Veneto, un piccolo investimento che potrebbe dare grandi risultati. Aiutiamo l'Università di Padova e la comunità scientifica a debellare questa malattia. Va bene? Okay. Chiaro?